Sportivi siciliani, ben trovati anche per questa settimana per una nuova puntata di Stadium Sicilia, la trasmissione che racconta il weekend calcistico delle tre squadre siciliane, Catania, Trapani e Messina. Il consueto appuntamento live sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo anche in contemporanea su Globus Television, piattaforma HBB TV del canale 15. Il mio compagno di viaggio di questa settimana, Salvo Russo, ben trovato Salvo. Ben trovato Ettore, buon pomeriggio naturalmente ai nostri telespettatori. Ti vedo amareggiato, non lo so, ho una sensazione. Forse questo Catania ti ha un po' deluso dalla trasferta di Picerno? Diciamo che è un sentore comune, nel senso che la piazza magari... Piange. Sì, in questo momento è delusa, anche arrabbiata volendo per le ultime prestazioni del Catania, ed in attesa la delusione cresce anche dal fatto che in questo momento nella sessione di calciomercato sono pochi i movimenti, forse anche troppe le parole, e quindi ormai i tempi stringono, il calciomercato è alle battute conclusive e ci sono delle difficoltà oggettive. Mentre invece nelle altre squadre siciliane il calciomercato insomma ha già dato i suoi primi frutti sia a Trapani che a Messina. Trapani molto attivo e sicuramente poi più tardi certo, ne parleremo anche approfonditamente. Dettaglio. Anche il Messina si sta muovendo, certo, però a Messina ci sono delle situazioni ancora paradossali tutte da decifrare. È vero. Allora partiamo subito con la nostra trasmissione e lo facciamo subito con la schermata degli incontri che si disputeranno in questo weekend. Eccola qua, una schermata che ci fa capire che certamente non è una giornata facile, anche e soprattutto secondo me per le siciliane. Casertana Messina e Potenza Cerignola che si giocheranno domani sabato alle 17:30, poi domenica l'incontro alle 12:30 tra il Catania e il Giuliano. Abbiamo poi alle 15 Foggia Benevento, Juventus Next Generation che giocherà con il Trapani, Latina Avellino, alle 17:30 invece giocheranno Monopoli Cavese e Turris Sorrento. E poi chiuderanno praticamente la tabellina della quinta giornata di ritorno i due incontri di lunedì 27, Crotone Picerno e Altamura Taranto. Voglio anche a questo punto vedere anche un po' la classifica, perché la partita contro il Giuliano non sarà una partita facile, proprio perché volendo è una diretta concorrente per questa zona centrale della classifica odierna. In testa abbiamo il Benevento e il Monopoli con 44 punti, con 42 Potenza e Cerignola, con 40 Avellino, 39 il Crotone, 33 Picerno, con 32 Trapani e Catania, 31 Giuliano, 28 punti per Cavese, Foggia, Altamura e Sorrento, 27 Juventus Next Generation, con 26 il Latina, 23 Casertana, 19 Messina, 12 punti la Turris, chiude la classifica il Taranto con 3 punti. Allora, siccome abbiamo tante cose da raccontare in questa puntata odierna di Stadium Sicilia, partiamo subito con il Catania Calcio. Lei presenta Sicilia? Prima era Trinacri, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Un Catania che poteva, secondo me, vincere a Picerno, allungare un po' in classifica e un po' calmare la piazza. Ma è proprio questo, vedi, sono quelle famose occasioni perse che durante la stagione si accumulano e che poi delineano il quadro in questo momento deficitario per una squadra che in avvio di campionato aveva mostrato di avere tante qualità, stava lavorando su un potenziale. Sì, sì. Sembrava una squadra in crescita, poi invece c'è stata una battuta d'arresto e questa squadra alla fine del girone di andata e ad inizio del girone di ritorno ha praticamente cambiato identità, anzi diciamo che probabilmente è in cerca di una nuova identità, perché c'è stata un'involuzione non solo nelle prestazioni, naturalmente anche nei risultati. Questo rischia di portare poi ad uno scollamento di fatto, perché ci sono state diverse contestazioni anche con la piazza, che sia una piazza esigente, ma sai, poi l'amore è spesso incondizionato, se viene deluso. Tra l'altro una delusione che è nata soprattutto perché su alcuni giocatori sulla quale la società puntava, sul quale anche il mister Toscano puntava, non hanno reso e infatti poi sono andati anche via.
Ma qui si potrebbe aprire un capitolo a parte, perché al di là dei giocatori che non hanno reso, alcuni sono già andati via, altri probabilmente andranno via in questi prossimi giorni, c'è da tenere in considerazione che quello che però è ancora all'interno della squadra, a disposizione della squadra e a disposizione di Toscano, anche qui no, si stava lavorando con un certo progetto e adesso tutto è stato ridimensionato. Anche alcuni giocatori che avevano mostrato un rendimento diciamo quasi ottimale sono in fase di regressione. Poi se dal mercato arriveranno alternative, quelle che sta chiedendo Ma Toscano, i giorni stringono. ma il punto è proprio questo. I giorni stringono, non si riesce a capire come mai ancora sono pochissime le operazioni di mercato del Catania. Ma a proposito della partita contro il Picerno, sentiamo le parole un po' anche amareggiate di mister Toscano. Ho avuto le risposte che mi aspettavo, di rimanere in partita dal primo al 90esimo, ho fatto la squadra, di lavorare da squadra perché dovevi accettare il palleggio che hanno un'identità ben precisa, il Picerno lo dovevi accettare senza mai disunirti perché loro cercano di palleggiarti, di attrarti, di trovare spazio tra le linee e noi ne abbiamo concesso poco, abbiamo concesso poche occasioni tranne il disimpegno errato di Anastasio, abbiamo concesso poco, una squadra che crea tanto, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare e poi i dettagli fanno la differenza, la marcatura sulla palla inattiva deve essere più feroce. Ma è normale che il mercato così lungo dia fastidio a tutte le squadre, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, poi le dinamiche di mercato sono imprevedibili, vogliamo dare a questa squadra caratteristiche e soluzioni diverse per poterla migliorare da qui alla fine del campionato. È un momento che bisogna stare più uniti possibili per i 90 minuti, poi a fine dei 90 minuti si è liberi di dare il proprio assenso o dissenso della partita, ma oggi ai ragazzi l'impegno, il lavoro di squadra mi è piaciuto e abbiamo trovato di nuovo lo spirito che in molte partite abbiamo messo in campo. Beh, diciamolo pure, un toscano che chiama in aiuto anche il pubblico di Catania. State vicino alla squadra, stiamo affrontando un momento certamente non delicato, ma siamo sicuri che soltanto con l'aiuto della squadra questa squadra può veramente dare un cambio di marcia al suo percorso? Sai Ettore, il discorso è che il pubblico non ha avuto mai bisogno di sollecitazioni, nel senso che il pubblico ha sempre risposto. È vero, anzi, è vero. Diciamo che, e lo sappiamo, no? La quota di abbonati, il calore mostrato anche in trasferta, sempre, tranne nelle trasferte dove appunto è stato inibito sì, no? Ai tifosi di poter raggiungere la meta, ma del resto il Catania, abbiamo visto anche a Picerno, è stato sempre accompagnato dai tifosi. A Picerno erano veramente in tanti, eh? Sì, considera che c'erano quasi 200 spettatori in un impianto piccolo che ne ospita pochi. Infatti. Ma al di là di questo, è chiaro che però dall'altra parte la contropartita è dare ai tifosi una squadra che in campo lotti, che in campo possa saper gestire anche la partita, perché poi in questo lotto di partite almeno 3, Avellino, Benevento e Picerno, hanno dato 2 facce diverse, contrapposte totalmente diverse del Catania nella stessa partita. È vero. Partite che stava vincendo. E poi alla fine sappiamo com'è andata. È vero. Quindi questo è un po' il limite. Sono arrivati 2 nuovi giocatori, è arrivato il portiere Dini dal Catanzaro e è arrivato anche il difensore centrale dall'Arezzo Del Fabbro. Li sentiamo e poi cerchiamo anche di capire con una bella schermata quali possono essere i nuovi ingressi per quanto riguarda questa parte della stagione. Finalmente sono qua, sai, come hai detto tu, ci sono state diverse trattative anche negli anni scorsi e finalmente sono qua.
quindi non vedo l'ora di iniziare. Ho visto un gruppo bello, coeso, dove comunque si dà ogni giorno il 1000%, dove si lavora alla grande. La squadra comunque l'ho vista compatta, coesa, concentrata soprattutto, questa è una cosa importante e niente, non vedo l'ora solo che arriva domenica. Sì, ci sono tanti, diciamo, amici del passato che comunque sono stati qua in passato che mi hanno scritto, mi hanno parlato di questa città, ovviamente di questa maglia, e che non ha bisogno di presentazioni ovviamente. Sì, Cico Ricchiuti, che comunque è un mio grande amico e mi ha parlato, siamo stati tanto al telefono e mi ha fatto una bellissima presentazione. Ci sono tante piccole cose che puoi migliorare giorno dopo giorno, quindi penso che non si finisce mai di imparare. Penso che questa sia la mentalità che un ragazzo, un giocatore debba avere, quella di apprendere ogni giorno qualcosa in più per il giorno successivo. Il messaggio è quello che studieremo la maglia fino all'ultimo secondo di ogni partita per far sì che ogni partita ci siano i 3 punti, solo questo. Quando si viene a Catania si sa la piazza cosa comporta. È una piazza molto importante, qualsiasi giocatore sogna e ambisce di venire a giocare e a calcare i campi così importanti, ecco. La fame, la motivazione e la grinta sono degli aspetti fondamentali e son qui per aiutare la squadra ai traguardi prefissati e a dare il massimo per questa maglia. Adesso non guardo più indietro al passato di quello che ho fatto, sono focalizzato su questa esperienza e cercherò di dare il massimo e il meglio di me. Conosco anche diversi giocatori, sia per averci giocato contro che insieme nelle passate esperienze, quindi mi sono subito ambientato verso a mio agio, ecco. Forza Catania e sono qui pronto per dare il massimo. Beh, diciamolo pure, sono arrivati dei ragazzi motivati e questo è già un buon punto di partenza, però è anche vero che sono pochini, secondo me, gli acquisti che sin qui il Catania ha operato sul mercato. Anzi, guardiamo subito questa schermata e la voglio commentare con Salvo Russo e capiamo che probabilmente sono troppe le trattative in uscita che ancora non si sono concretizzate, che potrebbero alimentare anche un po' il portafoglio di questa società, no? Abbiamo D'Andrea, Lunetta, Luperini, Geca, Celli, Ielardi, Montalto, Guglielmotti e noi ci abbiamo messo, anzi l'idea è stata tua, ci abbiamo messo anche dentro Castellini e questa cosa un po' mi spiazza. Voglio sentire un po' il tuo parere sul possibile effettivamente inserimento di Castellini nella lista dei partenti. Allora, l'abbiamo messo perché Radiomercato insiste in qualche modo, anche se la settimana scorsa, ricorderai, avevamo detto che Castellini era stato di fatto praticamente blindato almeno sino a giugno. Sì. Però, visto le insistenze che danno Castellini tra i probabili partenti, magari all'ultimo minuto... Si parla addirittura adesso di Parma, quindi Serie A. Si parla di società di Serie A, di Serie B, attiva per esempio da alcune settimane la Cremonese sulle tracce, ma non solo, appunto c'è il Parma e potrebbero esserci anche delle novità. Questo perché evidentemente il ragionamento è quello di monetizzare. Tenere in grande considerazione il bilancio. Il bilancio, monetizzare. E tra l'altro, visto le richieste, magari il sacrificio alla fine il potrebbe anche starci, fare. però ahimè per il Catania, perché una perdita come quella di Castellini non è facilmente sostituibile. Ritorniamo sulla schermata perché dobbiamo vedere adesso a questo punto anche un po' le trattative che sulla carta potrebbero interessare i nuovi arrivati possibili per il Catania, dal Monte e dalla Salernitana, no? Sì. C'è Martino del Bari, Stramaccioni, se ne parla molto bene del Gubbio, Masi, interessantissimo questo dell'Atalanta Under 23 e poi c'è Pagliai del Picerno. Tra tutti questi chi ritieni secondo te una pedina importante per il nuovo Catania di questa seconda parte della stagione? Allora, diciamo che indubbiamente si guarda al reparto difensivo per le varie questioni che abbiamo tracciato anche prima, sì, ma naturalmente si deve far quadrare anche conti lì in attacco, perché se vanno fuori dal progetto gli attaccanti per adesso ancora dentro, che sono D'Andrea per esempio e Montalto, sì, è chiaro che bisogna guardare, ci vuole un'altra punta altrove. Le piste più calde sono quelle di Martino del Bari, sì, che si dovrebbe concludere, e poi naturalmente ci sono altre piste, Dal Monte è una di queste, e anche Pagliai, però bisogna vedere poi
perché il Picerno è molto attivo in questo momento sul mercato, sia in entrata che in Sì, uscita, è quindi vero, bisogna è vedere vero. quali sono le strategie. Però nel frattempo ci saluta definitivamente Chiricò, no? Sì. Risoluzione del contratto, e questo ha permesso probabilmente anche un ulteriore movimento economico all'interno dei possibili nuovi acquisti. Ha dato linfa, non so se sei d'accordo. Lo salutiamo con tanto rammarico però, secondo me Chiricò, perché poteva e non è stato. Beh, Chiricò è stata una scommessa che nella prima parte della stagione dello scorso anno, ricorderà, anzi dell'anno precedente, è stato sicuramente tra i migliori, poi si è un po' perso fino a non rientrare più nel progetto quest'anno di Toscano, è rimasto praticamente fuori lista, e adesso va sicuramente una delle probabili mete per Chiricò potrebbe essere la Ternana. Notizie dell'ultimo momento, per quanto riguarda l'attacco, si potrebbe aprire una pista con la Ternana. Sì. Per Donnarumma, ex Catania. E questo è interessante, perché Donnarumma è stato sempre un pallino del Catania, tra l'altro cresciuto nel settore giovanile proprio del Catania, quindi insomma il ritorno di Donnarumma potrebbe anche alimentare nuovi entusiasmi. Insomma, l'entusiasmo, almeno da parte dei tifosi, da parte anche un po' dell'ambiente, non manca. Manca un po' di ottimismo. E per chiudere la parentesi sul calcio Catania, come vedi a questo punto una partita che non è certamente facile contro il Giuliano? Intanto è uno scontro diretto. È vero, e questo l'abbiamo detto subito dall'inizio. E diciamo che in questo momento la partita è complicata. Complicata, per una la parola serie, giusta, giusto. Per una serie di ragioni, anche perché se vogliamo il Catania in casa ha mostrato di avere alcune problematiche. Adesso non so se è una questione ambientale o di altra natura. Tranne se il Giuliano verrà a farsi la sua partita, diciamo, aperto e quindi possibilmente con gli inserimenti degli esterni c'è qualche possibilità in più per cercare di scarnire una squadra che secondo me verrà a Catania per giocarsi la sua partita e portarsi magari a casa il suo bel punto. Giuliano nelle ultime 5 partite ha avuto un'alternanza di rendimento tale che ha fatto dire al suo allenatore che bisogna adesso però riprendere la corsa, perché il Giuliano aveva battuto il Benevento a Benevento. A Benevento, sì, mi ricordo. Aveva pareggiato con l'Avellino e aveva vinto a Taranto, però nelle ultime 2 partite ha perso in casa della Cavese e ha perso male la sfida col Cerignola. Sì. Quindi, col Cerignola secondo me ci può anche pure stare, perché secondo me il Cerignola insieme al Potenza sono veramente la squadra rivelazione. Il Monopoli già lo si conosceva, però adesso la conferma di Cerignola e Potenza ha un po' spiazzato anche la classifica, no? Tenendo conto che fuori casa comunque questa squadra, a parte la vittoria ottenuta a Taranto, e quello vabbè, fa capitolo a sé, è una squadra che comunque è molto dinamica, ma è una squadra da prendere con le molle, perché è una squadra veloce, rapida, che vede anche la porta. Si chiude bene poi. Attenzione davvero, qui è il Catania che deve fare molto ma molto di più. Guarda, noi ci auguriamo che veramente il Catania possa regalare questi 3 punti che sono fondamentali per la sua classifica, nell'attesa di questa ultima settimana di calciomercato, nella speranza soprattutto che possano arrivare nuovi innesti fondamentali per la squadra di Toscano. Chiudiamo dunque la parentesi sul calcio Catania, ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi ci trasferiamo a Trapani. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it.
Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siete su Stadium Sicilia, è il momento di voltare pagina. Dopo il Catania arriva il momento del Trapani Calcio. Tanto fermento per quanto riguarda il calciomercato del Trapani, tra l'altro squadra reduce anche da un pareggio interno per quanto riguarda la semifinale di Coppa. Ci guardiamo il servizio proprio inerente alla Coppa Italia e poi apriamo questa parentesi notevole, devo dire, del calciomercato del Trapani. Parecchio. Tanto impegno, tanta buona volontà, ma nessun gol e il Trapani pareggia 0-0 nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Rimini, con la qualificazione alla finale che pertanto verrà decisa nella gara di ritorno in programma il prossimo 11 febbraio. I Granata ci hanno provato anche se soprattutto nel primo tempo la partita è stata piuttosto equilibrata, con la prima conclusione del Trapani arrivata al 15° con Natriello, uno degli ultimi arrivati in questo mercato invernale. Poi sul finire del primo tempo l'azione che avrebbe potuto cambiare volto all'incontro, con Ciotti che cade in area di rigore con il direttore di gara che in un primo momento sembrava aver assegnato il calcio di rigore. Capuano che nell'intervallo inserisce Toscano al posto di Verna, cambia alcuni giocatori facendo entrare in campo Benedetti, Daga al posto di Liotti e Zac Ruggero. Quindi al 71° Facundo Lescano prova la rovesciata indirizzando il pallone verso la porta avversaria, ma il portiere del Rimini smanaccia in calcio d'angolo. È il momento migliore per i Granata che ci provano con Sabatino e Toscano fra il 78° e il 79°, ma ancora una volta il Rimini si salva, prima grazie al portiere Vitali, quindi con la sfera che sfiora il palo. È finita invece 1-1 la semifinale tra Gian Erminio e Caldiero Terme, con gli ospiti che trovano la rete del pareggio proprio nei minuti di recupero nella ripresa, quando Caccavo sugli sviluppi di un calcio piazzato di Florio batte di testa Moro. A sbloccare il match era stato invece Surkel, che aveva portato in vantaggio i suoi dagli 11 metri. Il ritorno ora in programma il prossimo 12 febbraio. Trapani che ha perso l'occasione dunque di portare via una vittoria fondamentale in previsione del ritorno che giocherà in casa del Rimini. Battuta su questa Coppa Italia che a questo punto anche per il Trapani può diventare fondamentale, un buon piazzamento per gli eventuali playoff che potrebbero insomma vederla anche da protagonista. Non ne fanno mistero a Trapani perché visto che in campionato la squadra zoppica per una serie di risultati che il Trapani non è riuscito a conquistare, manca la continuità, diciamolo francamente, anche alla squadra granata, si punta decisamente sulla Coppa Italia perché chiaramente ti può aprire uno scenario diverso, quello che è successo l'anno scorso. Però all'avversario più forte tra le altre tre. Sì, perché il Rimini è tosto, eh? Beh, il Rimini ne sa qualcosa il Catania. Sì, peraltro non nuovo, no? Perché il Rimini costantemente, anche lo scorso anno, fu avversario proprio del Catania, sì. Andò bene al Catania, però è sempre lì, quindi è sempre una partita, quella di ritorno, molto difficile. Ci devono essere tutte le condizioni per il Trapani per portare a casa un risultato utile che, ripeto, potrebbe aprire quello scenario che in questo momento potrebbe essere l'obiettivo principale della squadra di Capuano. E l'obiettivo secondo me anche di mister Ezio Capuano, lo sentiamo proprio al termine di questa partita finita 0-0 contro il Rimini. Una squadra compatta, corta, io ho visto un gran bel Trapani molto aggressivo. Sicuramente c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto meno bene, però io non posso che ringraziare i ragazzi, ce n'erano tanti che erano la prima volta che giocavano, ne eravamo tantissimi fuori, però
contro una squadra che fa questo blocco basso, che ci faceva venire fuori e ci metteva in difficoltà, almeno tentava con l'attacco della profondità diretta, l'avevamo studiata bene. Secondo me il Trapani ha fatto un'ottima partita. Sicuramente il primo tempo un po' meglio, ma anche il secondo tempo loro in favore di Vento non hanno fatto nulla. La partita l'abbiamo fatta sempre noi, abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, le occasioni le abbiamo avuto noi. Ho visto una squadra molto intelligente, molto equilibrata. Ci hanno preso soltanto una volta in verticale a sinistra, nostra difensiva il primo tempo in un'imbucata. Io sono molto contento della prestazione e ringrazio i ragazzi, perché dopo una prestazione del genere non si può dire nulla. Io penso che questa squadra, tranne 8 minuti, 9 minuti di follia totale col Crotone, ha fatto sempre bene. È una squadra che mi sembra su 7 partite, 6 partite non ha preso gol. Quindi quando una squadra non prende gol vuol dire che è una squadra compatta, una squadra che sa stare in campo e crea, perché anche oggi, ripeto, noi oggi avevamo fuori tutti, insomma, anche un cambio in panchina con un attaccante non avevo praticamente nulla, perché ne avevamo tanti infortunati, tantissimi febbricitanti. L'aggressione c'è stata, venivamo sempre a correre in avanti, quando perdevamo palla correvamo anche dietro. Loro avevano 2 attaccanti che ci attaccavano costantemente la profondità, siamo stati bravi nell'accorciare quasi sulla linea di centrocampo. È normale, poi il risultato determina, perché magari avessimo vinto sarebbe stata ancora enfatizzata di più la prestazione. Contro una squadra che mi sembra il Rimini, che nelle ultime 7-8 partite non ha preso gol tranne con Lentella, non vorrei sbagliare, noi sapevamo e dovevamo stare molto attenti, perché poi quando giochi in casa è molto più difficile, perché se prendi gol vai un pochettino in fase d'ansia. Abbiamo fatto il primo tempo, adesso ci andremo a giocare il secondo tempo lì, voglio dire, partendo da un risultato di parità, quindi ci saranno eventualmente i supplementari, poi ci saranno i rigori, abbiamo più tempo per preparare, però voglio dire, sì, è stata una squadra forse diversa da quella col Crotone, però ripeto, col Crotone ci sono stati 8-9 minuti di amnesia totale, poi mi sembra che è stato sempre il solito Trapani. Secondo me è stato un Trapani che ha, non dico sottovalutato la partita perché non mi sembra il caso, era sempre una semifinale, però non è vero che è stato un Trapani arrambante, perché dall'altra parte c'era questo Rimini che teneva il passo, e adesso andarlo a battere lì secondo me sarà molto difficile. Sai, nella gestione dei 180 minuti a fare il mezzo passo decisivo in questo contesto è proprio il Rimini, che è venuto a Trapani per non perdere. Per non perdere, quindi ha ottenuto esattamente quello che voleva e poi andarsi a gestire i 90 minuti finali sul proprio campo. Quindi è chiaro che il Trapani lì dovrà sfoderare una prestazione una mega maiuscola. prestazione. Assolutamente, anche perché, lo ribadisco ancora una volta, il Rimini è avvezzo a questo tipo di competizione e quindi magari riesce a gestirla meglio. Poi nel calcio tutto ci può stare, tutto. È chiaro che facciamo naturalmente gli auguri al Trapani. Assolutamente. E a questo punto linea come al solito ad Enzo Biondo per il punto proprio sulla squadra trapanese. Archiviata momentaneamente la parentesi di Coppa Italia con lo 0-0 ottenuto contro il Rimini, il Trapani si rituffa in campionato per viaggiare alla Volta di Biella, dove renderà visita alla Juventus Next Generation. Diciamo che tuttora sono giorni caldi perché tanti arrivi ma anche tante partenze, in ultimo quella probabile del bomber Lescano, e dovrebbe arrivare in maglia granata l'attaccante del Novara Ongaro. Ovviamente queste sono situazioni che prescindono dall'aspetto proprio tecnicamente più importante, cioè quello del campo, perché ai Granata si chiede un'inversione di tendenza rispetto alle ultime
prestazione, soprattutto anche in termini di raccolta punti. È un Trapani che continua a non subire gol, ma anche a stentare parecchio in attacco, e contro i giovani bianconeri c'è da tornare anche a fare punti in trasferta e soprattutto a cercare di tornare a conquistare una vittoria in campo esterno che manca da parecchio tempo. In classifica le distanze sono ormai marcate, ma naturalmente il Trapani deve assolutissimamente mantenere una posizione utile per poi disputare i playoff, fermo restando che l'obiettivo principale a questo punto della stagione resta la Coppa Italia, con quello che potrebbe determinare in caso di vittoria, ma per la Coppa ci sarà tempo di pensarci l'11 febbraio, quando è in programma il match di ritorno sul terreno di gioco del Romeo Nero di Rimini. Insieme a Salvo Russo si facevano dei conteggi. Effettivamente un'eventuale vittoria della Juventus Next Generation proprio contro il Trapani potrebbe accorciare ancora di più questa classifica e addirittura la squadra juventina arrivare quasi a ridosso di questo Trapani. Solamente 2 punti potrebbero distanziare le due squadre. Quindi veramente una partita da prendere molto con le pinze. Molto con le pinze. La classifica è corta, lo sappiamo, è un campionato un po' strano quello del girone C di Serie C, sia in testa che in coda, ma in coda diciamo che le posizioni almeno 2 sono già definite per varie vicissitudini. La Juventus è reduce nelle ultime 5 partite da 4 vittorie ed un pareggio. Ma vittorie anche pesanti, eh? Ha battuto il Monopoli, per esempio, che al pari della Juventus aveva il miglior rendimento in questo scorcio di campionato, e Juventus Next Generation che a 27 punti guarda alla zona playoff. Perché ci può poi, anche stare, ci può anche stare. Se andiamo a vedere la classifica nel dettaglio, Juventus a 27 punti, Trapani a 32. E quindi è facile intuire che Trapani affronterà in questo momento la peggiore avversaria che potesse incontrare. È vero. Perché la Juventus Next È in forma, c'è entusiasmo. Lo ha dimostrato anche la netta vittoria 1-0 contro questo Monopoli che, come hai detto bene tu, era la vera e propria antagonista, ma lo è ancora, del Benevento, una squadra che vuole vincere il campionato, che a sua volta veniva da tanti risultati utili consecutivi. Quindi la classifica, come detto poc'anzi, è certamente apertissima. Voglio vedere adesso la schermata del calciomercato, perché il Trapani comunque effettivamente, diciamolo pure, è il più attivo tra le squadre siciliane sul calciomercato. Sì. Un Trapani che ha dimostrato di avere anche un po' di cash per poter anche fare alcuni investimenti importanti. Nel frattempo confermiamo l'uscita di Crimi, di Fall e di Karic, e poi capiamo bene anche che c'è in fondo una trattativa in corso con Balotelli. Come vedi questa cosa? Solamente pubblicità oppure effettivamente andrà a finire così? C'è tanto di punto interrogativo su questa trattativa, perché chiaramente su Balotelli si è fiondato il presidente del Trapani Antonini. Sembrava una boutade, sembrava il classico colpo di teatro, tant'è che poi c'è stata anche la risposta di Balotelli, ha detto no, non facciamo confusione, però si è capito pure che Antonini non molla la presa, e quindi magari con delle strategie tutte sue, chissà, alla fine potrebbe convincere. È un'operazione immagine, Balotelli, me, no? Che è in rotta col Genoa, diciamolo francamente. Sì, diciamolo pure, notevolmente in rotta col Genoa. Insomma, però questo mercato del Trapani ha dimostrato di avere certamente tanta voglia anche di poter cambiare. Vedremo come andrà a finire. Ci dobbiamo fermare, c'è la pausa pubblicitaria, l'ultima della nostra trasmissione, e poi subito dopo chiuderemo anche con la squadra del Messina, anche loro molto attivi sul mercato, con l'allenatore che finalmente è stato comunicato e sarà Banchieri, perfetto, perché fino all'ultimo non si sapeva se rimaneva Modica, se veniva Cudini, insomma c'è stata una gran confusione. Pubblicità, a tra poco. Raimondo Ceramiche Arredobagno, dal 1980 la casa dei tuoi sogni, punto di riferimento nelle ceramiche Arredobagno, l'azienda operante dal 1980 con esposizione su 3 livelli esprime 800 metri quadri di proposte per vestire la tua casa.
Raimondo Ceramiche Redobagno offre una ricerca continua, anticipando le novità e le tendenze di ogni nuovo anno, garantendo consulenza e progettazione al privato ed assistenza al professionista. La casa dei tuoi sogni è il nostro obiettivo. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Rispondiamo allo 095 44 84 88 e al 320 2894 951. Raimondo Ceramiche Redobagno, il nostro progetto sei tu. Ultimo spazio all'interno della nostra trasmissione, tutto dedicato a questo punto al Messina ACR. Calciomercato a Messina, pieno, attivo, finalmente è arrivato l'allenatore, Modica sì, Modica no, poi è arrivato Cudini, almeno c'erano certe voci che lo portavano certo a Messina, invece poi anche Cudini ha rinunciato ed è arrivato l'ex allenatore del Vispesaro. Che ne pensi? Simone Bancheri non era stata una scelta, come dire, tra le prime scelte messe nel taccuino della società peloritana, poi però un po' a sorpresa è arrivato Bancheri. È stata una settimana, alcuni giorni davvero paradossali, perché Modica aveva dato le dimissioni per l'ennesima volta, poi c'era stato un incontro col DS Roma, sembrava dovesse poter rientrare e invece poi ha rinunciato definitivamente, seguire gli allenamenti, invece non è stato così. Modica ha di fatto confermato le sue dimissioni. Poi è arrivata la pista Cudini. Sì, sembrava fatta in effetti per Cudini, poi invece a questo punto ufficialmente. Ieri sera è stato appunto dato il nome e quindi concretizzato l'arrivo di Bancheri, che siederà in panchina nella trasferta di Caserta. Benissimo, allora nel frattempo però dobbiamo confermare che ci sono stati parecchi acquisti, sentiamoli, perché secondo me potrebbe essere un'ulteriore svolta per la stagione del Messina. Sono venuto qua perché so il gioco del mister, io che sono un'ala destra, quindi so che gli esterni sono molto coinvolti e quindi per me è, secondo me, la piazza più giusta per mostrare la mia qualità. Se faccio gol, bene, per carità, però se segna uno dei ragazzi non c'è nessun tipo di problema, l'importante è l'obiettivo. È uguale all'anno scorso, sono trovato qui, la mia testa qui e io sto pensando solo a Messina e da questi giorni che sono arrivato qui non vedo l'ora di scendere in campo, di aiutare la squadra e di raggiungere l'obiettivo che ci è stato posto e lo sappiamo bene qual è. Giocare in una piazza del genere e raggiungere una salvezza secondo me sarebbe come vincere un campionato, quindi sono veramente carico e motivato di iniziare questa avventura. Ci sono annate positive e annate negative, anche in quelle negative comunque ho sempre giocato. Questo è il primo anno che mi capita di giocare pochissimo, non so neanche il motivo, a dire la verità, perché non mi è mai stata data la possibilità di dimostrare il mio valore, però adesso c'è questa nuova sfida che mi piace tantissimo e spero che tutto quello che non ho fatto nei primi mesi riesco a farlo adesso e portare più punti possibili a Messina con le prestazioni, con i gol, quello che c'è da fare per salvare il Messina il prima possibile. Messina dunque operativo sul calciomercato, nel frattempo può già partire questa schermata che racchiude un po' in un certo senso tutti i movimenti della squadra diretta in questo momento da un nuovo allenatore, ma diretta anche dal direttore sportivo Roma. Tanti arrivi, soprattutto io sottolineerei la partenza di Frisenna alla Juventus Next Generation. Frisenna che era un obiettivo anche del Catania. E secondo me se ancora non si è data questa possibilità a Frisenna di giocare su una piazza che comunque lo ha visto crescere, perché era nato nelle giovanili del Catania. Peccato.
peccato veramente. E poi c'è insomma anche il trasferimento di Anatriello al Trapani. Sì. Allora, per chiudere, questo Messina come lo vedi? I nuovi arrivi, il nuovo allenatore, la piazza che è insomma molto vicino in questo momento alla squadra, come vedi anche questa partita che dovrà affrontare? Con la Casertana. Giocherà domani? Trasferta a Caserta, diciamo che in questo momento la Casertana ha dei problemi e quindi è una squadra, anche quella campana, che sta cercando affannosamente di ritirarsi fuori dalla zona bassa della classifica. Messina potrebbe trovare nuovo entusiasmo, sai, anche al cambio tecnico a volte. Sì, però è anche vero che l'allenatore è arrivato praticamente oggi e insomma avrà un paio di ore per vedere e palpare la squadra. E al di là di questo la squadra si sta costruendo tassello dopo tassello, però è chiaro che l'impegno di domani potrebbe aprire nuovi scenari anche per il Messina. E noi ce l'auguriamo. Nel frattempo ti ringrazio, Salvo, per la tua consueta presenza all'interno di Stadium Sicilia. Grazie, con te ci rivedremo tra 15 giorni. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana come al solito in diretta alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche in contemporanea sulla piattaforma HBB TV di Globus Television. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana.